Interessante e partecipata seduta del Consiglio Comunale di Favara, riunitosi ieri sera in sessione straordinaria e aperta per parlare del centro storico, o meglio di quel centro urbano antico, quello fatto di piccole case di pietra e gesso ormai abbandonato da anni, dove molte abitazioni sono crollate, con strade ma anche interi quartieri chiusi, diventato ricettacolo di discariche di rifiuti e simbolo di degrado in genere. Consiglio comunale che ha visto la presenza del prefetto di Agrigento, Filippo Romano, di alcuni parlamentari, dei rappresentanti degli ordini professionali quali ingegneri, architetti, geometri e anche della protezione civile regionale e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Presente anche la Chiesa con l'arciprete e diversi parroci, ma anche le associazioni culturali e semplici cittadini. Si è cercato di capire la gravità della situazione. Proprio recentemente, su interessamento della Prefettura, è stato anche fatto un monitoraggio ed un censimento aggiornato della situazione, che ha evidenziato centinaia e centinaia di abitazioni abbandonate, crollate, fatiscenti e pericolose, anche perché in alcune di queste vi abitano ancora delle persone. Lo scopo è quello di trovare il modo per intervenire, per cercare di mettere in sicurezza, ma anche di riqualificare tutta questa parte antica di Favara. Non è facile, è stato chiaramente ribadito, e ci vorrà del tempo e soprattutto ci vorranno risorse. Ma è necessario avere l'esatte entità, avere un progetto chiaro degli interventi da realizzare, cercando di intercettare dei finanziamenti o comunque chiedendo al governo nazionale di interessarsi direttamente. Si è registrata la disponibilità di tutti, ognuno per le proprie competenze e per il proprio settore. I parlamentari hanno anche dato ampia disponibilità di portare il problema a livello centrale. Insomma, si è avuta la sensazione che non sia stato solo un incontro pur parler di passerella, come spesso succede in queste occasioni. Forse si sono gettate le basi, grazie anche alla qualificata presenza del rappresentante territoriale del governo, il prefetto Filippo Romano, per iniziare a pensare veramente di come mettere in sicurezza questa parte del centro urbano di Favara, quali le strade da percorrere anche per la sua riqualificazione. Ma sentiamo un estratto dell'intervento del prefetto Filippo Romano. Mi corre l'obbligo di spiegare innanzitutto cosa ci stia a fare il prefetto oggi in un consiglio comunale, che è materia del comune e non della prefettura. E in effetti c'è un motivo preciso, non è soltanto una generica presenza. Il motivo preciso è che, come sapete, da quando si è verificato quel caso di cronaca tristissimo nel comune di Caivano, in provincia di Napoli, il Ministero dell'Interno ha inteso modificare le sue precedenti politiche con la nota circolare di Antedosi, l'ultima, sono tante circolari di Antedosi famose, questa è l'ultima, la quale ha cercato di spostare l'accento dalla semplice questione di ordine pubblico intesa come repressione all'ordine pubblico inteso come vivibilità, quindi le basi dell'ordine pubblico, vivibilità degli ambienti. Ovviamente qui la situazione è completamente diversa, però anche qui è una cosa triste da considerare. Ci sono due bambine vittime alla base di tutto. Qua sono vittime di un crollo, naturalmente, lì di un atto orrendo. E sembra quasi che in Italia abbiamo bisogno intanto di qualche vittima sacrificare innocente per renderci conto dei problemi, no? Ma questa è una cosa che dobbiamo dirci tutti a noi stessi, non è un atto, non è una considerazione da usare in termini polemici verso l'avversario politico. Dobbiamo, credo, di poter dire, essere tutti insieme a cercare di affrontare problemi che sono enormi. Il problema del centro storico, centro antico di Favara, obiettivamente è un problema enorme. È successo in questa città, come in altre, che la popolazione si è spostata fuori da quello che era il centro urbano, occupando aree circostanti con nuove costruzioni sicuramente più comode, più adatte alla vita moderna, con spazi più ampi, strade più ampi, soprattutto spazi di parcheggio. Siamo entrati siamo passati da una civiltà del vicolo alla civiltà dell'automobile. Questo ha richiesto ovviamente un cambio di vita, quindi di abitazioni, quindi dell'abitare notevole. Tuttavia, è stato detto poco fa, esistono invece centri storici di successo. Si è parlato di città del nord, non solo,
chiaro che nel comune di Taormina non si pone il problema del centro storico, no? O anche Ortigia, che molto più recentemente è riuscita a recuperare se stessa con un passato di degrado che Taormina non ha mai conosciuto. Problema enorme, perché naturalmente enormi sono le risorse finanziarie che servono. Cosa ci chiede il Ministero dell'Interno? Cosa chiede ai prefetti? Quindi ancora una volta perché sono qua? Chiede un monitoraggio che noi abbiamo già fatto, ma molto generale, anche perché i termini dati erano molto stretti. Un monitoraggio delle situazioni di crisi, ovviamente Favara è stata la prima per la provincia a essere segnalata, i cui risultati di intesa con i sindaci, da un po' che lavoriamo con la vostra amministrazione, col sindaco, dovranno essere partecipati al Ministero per la condivisione a livello centrale con altre amministrazioni coinvolte di misure dirette alla riqualificazione sociale e ambientale dei territori interessati mediante l'attivazione di iniziative di rigenerazione urbana.